Daremo agli artigiani 1.500.000 euro di soldi veri per riprendersi dal periodo della pandemia. 1,5 milioni di euro per rilanciare l'artigianato veneziano. La delibera del comune, annunciata dall'assessore al commercio Sebastiano Costalonga, si inquadra in un piano per salvaguardare un settore di prestigio della città schiacciato da una serie di contingenze sfavorevoli che ne stanno minando la stabilità. Non è il solo provvedimento di salvaguardia delle attività commerciali arrivato da Cafarsetti. Diamo la possibilità a tutte le attività rivolte al residente, al cittadino, la possibilità di avere un plateatico per fare l'esposizione della propria merce, come che non so, il ferramenta, il fruttivendolo. Se poi dovesse cambiare il genere di attività commerciale, il comune si riserva la possibilità di ritirare il permesso per il plateatico. E proprio sul fronte dei plateatici di bar e ristoranti è arrivata la riforma dei cosiddetti pianini. È stato fatto un lavoro insieme con sia le associazioni di categoria, sovrintendenza, ma anche con le associazioni cittadine per riuscire a trovare l'equilibrio giusto tra necessità, diciamo, delle attività e necessità del cittadino.